Anche Padova dispone di nuclei specializzati presso il comando dei Vigili del Fuoco provinciale di Padova con attrezzature idonee per contrastare questo tipo di emergenza. Il Santo avrà ovviamente una tutela privilegiata per via del richiamo mediatico che esercita, con una serie di misure di sicurezza che vanno dalla implementazione delle attrezzature tecnologiche a una vigilanza rinforzata con uomini in uniforme ma anche con personale in abito civile. Da lunedì prenderanno servizio a Padova ulteriori unità della Polizia di Stato destinate proprio a questo scopo, per cui l'impianto già piuttosto adeguato che la provincia di Padova dispone verrà ulteriormente rinforzato. Sono 13 uomini che lunedì prenderanno servizio qui da noi. Voi da tempo state portando avanti una collaborazione con l'ULSS 16, soprattutto per quanto riguarda i richiedenti asilo. Sì, esiste questa collaborazione a tutto tondo, diciamo, per quanto riguarda la gestione del fenomeno immigrazione, sia in entrata e sia per l'aspetto delle espulsioni, che è il tema del protocollo odierno. Ma certamente l'assistenza sanitaria è richiesta anche sotto il profilo, diciamo, della garanzia della salute pubblica per i profughi in arrivo in città.